Arrivo a casa e questo è spatasciato lì per terra. Eh. Ciao Bibi! Ciuffetti a parte. Mi sono stati i capelli praticamente spezzati questi. E stanno fuori così. Belli. Devo mettere un po' di cera per tenerli. Tanto devo lavarli dopo, però. Dovrei mettere un po' di cera la mattina in modo che stiano tutti in ordine. Allora, so che per molti di voi questi occhiali sembreranno troppo grandi, in effetti sono tanto grandi per la mia faccia, ma sono io che li cerco così grandi, perché a me piacciono così grandi. Poi di dimensioni sono giuste, le stanghette sono giuste. Devo abituarmi a questa gradazione perché chiaramente è diversa dai precedenti, c'è una bella differenza, quindi devo dirvi che ce li ho su da qualche ora e mi sto abituando, cioè appena messi ci vedo bene, ci vedevo bene anche appena messi, ma mi davano fastidio e chiaramente ci vuole del tempo per far abituare gli occhi a questa gradazione, però dai, cioè per tutto ci vuole tempo alla fine, quindi niente, sono contenta di avere degli occhiali, perché non vi ho raccontato i casini con gli occhiali, quelli che avevo ordinato, che vi avevo detto rimanete sintonizzati, quell'acquisto non era andato bene, mi avevano fatto una lente giusta, questa di qua alla sinistra, e la destra sbagliata, completa, era meno 1,50, io meno 4,50, che anzi secondo me di qua sarebbe più meno 4,75, però l'oculista aveva preferito tenere un po' più basso, erano arrivati completamente sbagliati, e allora lì avevo contattato, avevano letto loro male la prescrizione e mi avevano dato due opzioni, quindi o mi avrebbero ridato i soldi, togliendo lo sconto, quindi mi avrebbero ridato indietro solo 133 euro. Non so se era quell'ordine là o un altro, però. Vabbè, non so, comunque un ordine era andato male. E quindi mi avevano dato l'opzione o di riavere i soldi oppure di riavere indietro tutti i soldi, quindi 188 euro, però dovevo prendermi degli occhiali, 1, 2, 3 occhiali, insomma, quello che volevo, ecco. E quindi io cosa ho fatto? Non ho voluto i soldi, ho ripreso degli occhiali, ho preso questi qui, ho preso degli occhiali da sole, sempre da vista, dopo ve li faccio vedere, e poi ho comprato una montatura, quella a goccia come i Ray-Ban, quelli che ho anche indossato in qualche video. Quegli occhiali lì sono piaciuti a Franz e quindi gli ho comprato la montatura anche a lui e lui andrà a farsi fare le lenti qui da un ottico. Questi sono gli occhiali da sole. Sono bellini, sì, anche questi da vista, infatti le lenti sporgono e non poco, ma non c'era l'opzione di lenti più sottili, quindi vabbè, li ho presi lo stesso, tanto si confondono abbastanza, sono scure, quindi bellini anche questi, senza naselli, come piacciono a me. Ho chiaramente guardato le misure corrette, ho cercato nel sito gli occhiali che più si adattavano alle mie misure e niente, lì c'è il caos dietro, voi non guardate dietro. Questo è quanto. Franz che tossisce, lo sentite? Ve li farò vedere indossati magari un'altra volta. Adesso penso a cosa fare per cena. Ho appena portato in casa la Insta360, l'ho lasciata fuori praticamente da ieri sera alle 10, più o meno? Più o meno alle 10, sì. È lasciata fuori una vita e devo dirvi che ha fatto aveva quasi finito lo spazio disponibile e ha fatto più di 4.000 foto, 4.731 foto. C'è da dire che con questi occhiali, ok, si scuriscono con il sole, proteggono un attimino, ma non è come avere le lenti polarizzate. Sono le migliori anche quando si fa sport di fuori o si va a camminare sulla neve, quelle polarizzate sono le migliori. Apro le finestre in camera e pulisco casa, faccio da mangiare. Questo è, stamattina mi è caduto anche lo yogurt per terra, cioè per terra sul tappeto. Per fortuna questo tappeto ha di buono che non assorbe, almeno non inizialmente, e quindi ho pulito subito tutto come non fosse successo niente, però lo yogurt si è rotto purtroppo
e non l'ho più rimesso in frigo. Sono un genio. Adesso quello là dovrò buttarlo per forza, perché vabbè, è anche già scaduto, però lo yogurt è buono lo stesso anche dopo la scadenza. Vabbè, oggi mi sa che vi registro un video, ed è il video sulla un'altra box dispensa, però di novembre questa volta, e sempre Too Good To Go. Sì, box dispensa di novembre. E ieri sera ne ho ordinata un'altra, però non mi ricordo il nome. Sono curiosa. Attenzione, attenzione, cosa c'è dentro. Vabbè, niente, vado a fare le mie robe perché altrimenti perdo tanto tempo. Ma cosa fai messo così? Ma sei comodo? Pepe? Cosa fai messo così? Hai le zampognette giù? Vabbè, sei sicuro? Sei stanco proprio stasera, mamma mia. Sei stanco, sì. Sì, sì. Ciao, bellissimo. Ciao. Guarda che zampina. Ciao. Pepe, guarda che cadi tra un po'. Mi bevo qualcosa. Ho già la mascherina ai denti, quindi mi tocca bere acqua per forza. Patatino, vieni. Silvestro. Silvestro. Vieni. Il mio bicetto. Ciao, bellissimo. Ciao, bellissimo. Virgola, sei una vecchia bacucca. Tu. Sei una vecchia bacucca. Vero? Sei sempre più magrolina. Una vecchia bacucca. Tipo Lilla. Come Stella, uguale. Una vecchia bacucca. Tu. Alfa! Ah, ti ho visto! Alfa, vieni. No, hai mangiato? Ciao. Vieni qua con me, dai, su. Su. Alfa, su. Vieni. Sì. Bravissimo. Bravo. Dove vai? Mamma mia, che rischi. Ma voi due? Alfa, te la sei cercata però, eh? C'era lei. Sei matto. Virgola. È matto. Ti, micio matto. Ah. Ciao. Sì. Arrivo. Questa ve l'avevo fatta vedere, ma ci ho aggiunto una ghirlanda fatta di foglie, quindi tutta intorno, e i pezzi che avanzavano li ho fatti andare al centro, diciamo, della ghirlanda, quella plasticosa presa da Shein, mi pare. Sì, comunque è bella, E qui invece rami finti, e questi qua che ormai sono anche abbastanza rovinati, ma insomma, questi qua che avevo preso, penso dai cinesi, in un negozio dei cinesi probabilmente. Comunque ho fatto così.
Basta, devo farvi vedere solo quello. Oggi c'è il sole. È stata una settimana molto... È sabato 11 di novembre. È stata una settimana molto, eccolo qua di nuovo, molto stressante. Soprattutto le giornate di martedì e venerdì, cioè martedì e ieri è... Mamma mia, cioè ieri è stata una roba... Abbiamo avuto dei problemi al lavoro e quindi è stato altamente stressante. C'era una tensione nell'aria ieri che... Comunque, ho avuto problemi con la corrente, nel senso che niente, non funzionava più l'UPS della cabina e poi non funzionava più il generatore e poi neanche più il generatore piccolo. Infatti stamattina sono arrivata al lavoro, c'era un freddo in ufficio, un freddo. Comunque non funzionava più niente, insomma. Vabbè, quando si rompe una roba si rompe tutto il resto. Abbiamo una scarogna dietro l'altra. Comunque dai, abbiamo portato a casa anche il sabato, il sabato lavorativo, la giornata lavorativa, ecco, l'abbiamo portato a casa, boom, basta, finito. Vabbè dai, comunque, cosa devo dirvi? Non lo so. Gli occhiali stanno storti, dovrebbero stare così, invece stanno leggermente... Sapete perché? Perché questo orecchio è più basso rispetto all'altro e quindi tutti gli occhiali sono dritti, perché sono dritti. Tutti gli occhiali mi stanno storti perché ho un orecchio più basso dell'altro. E questa cosa mi dà un po' fastidio. Allora, non è che ci faccio più di tanto caso, però poi guardando, magari guardando verso l'alto, vedo che di qua è più su e di qua è più giù e quindi mi dà fastidio. Poi quando mi riprendo anche si nota la differenza. Vabbè dai, adesso apro i gatti che escano un po'. E non lo so, guardate, faccio pulizie di casa normali, non so se cambiare lenzuola e domani invece andremo alla fiera di San Martino a Belluno. Ecco, sapete che con questi occhiali mi sembra di avere un'aria da vecchia. In realtà sono bellini, è una montatura non da vecchia, però il fatto che le lenti si scuriscano così mi sembrano da vecchia. Insomma, oggi eravamo io, Franza e mio papà, tutti e tre con le lenti che si scuriscono col sole. Oh, c'è la signora gallina! Pepe! Hai visto che c'è la signora gallina? E questa è quella magra. Ehi! Signora gallina! Signora gallina! Cerca, cerca. Tira via, tira via. Tira via tutto. Non c'è niente, vero? Niente. Non c'è cibo. Niente, niente, no, non c'è niente. Tira via tutto. Pepe, hai visto la signora gallina? Chissà se ha un nome. Madonna che aria gelida che c'è. Io c'ho solo sciarpone oggi, Cioè il sole è caldo, ma l'aria è gelida. E beh certo, continua a nevicare in alto, per cui l'aria non può essere calda. Ehi, hai visto la signora gallina? Bella, vero? E questo patatino invece non si alza neanche da qua. Qui al sole, è bello caldo. Però adesso gli ho aperto la porta, quindi non è molto d'accordo. Dai, esci un po' a prendere aria, dai. Dai. No, mi lavo, mammina, perché sono sporco. Guarda che non ti ho toccato lì, che zampognetta. Facciamo vedere la tua zampognetta. Che piedone che hai. Che piedone. Bello piedone de Pippi. È perché l'ho toccato, si deve lavare, chiaramente. Va bene, dai ragazzi. Non ho novità da farvi vedere qua in casa. Dove vagabondi? Pepe. Ah, va bene. Hai visto che c'è la tua ombra?